Ehi ragazzi, vi ricordate di Kenshiro? L'uomo che faceva scoppiare il cranio a tutti quelli che gli stavano sul cazzo? Sì, proprio Ello. Sappiamo tutto di questo personaggio? Conosciamo davvero i suoi segreti? Sappiamo veramente chi sia Mila Shiro? Ebbene, noi vi presentiamo le 7 cose che non vorreste mai conoscere di Kane il guerriero. Iniziamola, numero 7. Lo sapete che Kenshiro dice di avere 7 stelle, ma in realtà sono 6 perché una è l'ombelico? Numero 6. Lo sapete che Kenshiro dice di avere 7 stelle, ma in realtà sono 5 perché una è l'ombelico e l'altra è il buco dell'ocuto? Numero 5. Lo sapete che Kenshiro dice di avere 7 stelle, ma in realtà sono 4 perché una è l'ombelico, una è il buco dell'ocuto e l'altra è una colada leppa, Sadie de Suoco e Sant'Antoni? Numero 4. Lo sapete che in una prima bozza la storia di Kenshiro doveva essere ambientata nelle MotoGP e intitolarsi Kenevrenos? Numero 3. Lo sapevate che Kenshiro ha uno zio a Baffos e Vivi Sacosta? Numero 2. Lo sapevate che Kenshiro ha uno zio a Baffos che Vivi Sacosta e Pipa d'MS? E per concludere, numero 1. Lo sapevate che l'autore del cartone, Tetsuo Hara, sotto suggerimento dei collaboratori Inza, Arada e Saide Meika, pensava di far ambientare la storia di Kenshiro durante una vendemmia? Bene, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci, ciao ciao ciao. Seguiteci su YouTube. Bene, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci, ciao ciao ciao.